Andiamo a iniziare leggermente stanno entrando in contatto, può anche risultare in identità presente in futuro. Nel primo tempo rispetto al nostro stato di osservazione si parte in questo istante con il pallone toccato da Laura Tommaso. ma sicuramente la pedina da tenere più sotto. 50% dei gol, perché esattamente dal punto di vista aritmetico. Attenzione ancora alla conclusione da parte di Tonto Donati con il pallone di Caracolici, tra l'altro del Perma, che stanno iniziando le fasi di riscaldamento. Vedremo anche se al di là, ripetiamo, della partita senza significato, attenzione alla conclusione da parte lontanissimi dalla porta di Reginato ai 40 metri, anche se il pallone di rigore molto teso, colpo di testa tentato tutta per la capitana da Rossa, alza la testa, pallone con il mancino molto lungo, prova Piai, riuscì a intervenire sul pallone, poi Nardulli è brava a respingere col corpo, pallone lo perde, palla medica di nuovo convinto, salva sulla linea, che ce l'aveva al piede, al limite a portare di rigore, attenzione però il cross corretto, non cercare Piai che stacca, poi prima di Modero prova la conclusione, ma prima di lei le sbuca sulle due portatrici di palle, questo è stato veneziale, lancio poi col mancino fuori dallo Sanità del rigore, prende Gazzetta Piai che poi prova la conclusione, non in quasi di cade ancora per Foltrano, per Piai all'interno della rigore, sulla sinistra prova a saltare con le Donati, ancora Piai, mette il pallone morbido nel rigore, Mantovani a vuoto, di un nulla, in diretta via Castelnuovo Romano, 42 minuti di gioco, sempre 0-0 tra Castelnuovo e Parma, cross Mantovani, bello sul secondo palo, Piai può provare a controllarlo, prova la conclusione qui, forse strappare il pallone. Su questa occasione, quindi non viene comunicato alla fine dell'extra time, arriva il fischio, il duplice fischio del signor 4-1-2-1-2, chiamiamola così. Sì, dopo che nel primo tempo è rimasta spesso bloccata, che la Castelnuovo si stende alla sinistra, con Dignazio, così attraversa la bandierina, Mancina, sfida il duello, Valentina del Pozzolo, prova a sfidarla con un numero, vince anche un rimpallo, il pallone poi... Masella guarda la disposizione delle compagne, bella parabola sul secondo palo, non salta neanche Natascia Piazza, la palla a Giovanni Coletto, sceglie di rifugiarsi in Vanessa Stefanello, parte il tiro. Calcio d'angolo allora con Tomasella, pallone che spiove l'attenzione di Dischetto, con il colpo di Sappiai, la palla di Coletto, non trova, Virginia, allora siamo da Piai, 30 metri, ci vede Martina, cittadissimo, brava la conclusione, il pallone rimbalza, e dice Tomasella Muzzicani. Nel frattempo pallone centrale da Rosso, prova il velo, Ponte, Stefanello, prova la zaino di Martina, poi prova la conclusione, ma non riesce a dare forza. Si va nuovamente a sinistra, anzi no, pallone centrale per Ponte, Ponte al limite, spalla alla porta, si gira, pallone per De Martini, spazio, prova la conclusione, Adriana De Martini, ancora brava. C'è qualcuno che vuole fare il simpatico evidentemente. Attenzione intanto ancora Piai, prova gioco di gambe, Dani Pasciullo, attenzione della ballerina, c'è stato il doppio passo, rientra poi sul destro, pallone sul primo palo De Martini, gol! Da parte del Parma, piccolo metro, e quindi finalmente al 36esimo minuto, il Parma di Sottoveneto passa in vantaggio. Pozzolo, siamo di nuovo però a destra con la lotta tra Stefanello e Pasciullo, che strappa il pallone, attenzione a Perilli, anzi quando per il cross sul primo palo. La Rossa scodella al centro dell'area, un cross dove arriva ancora una volta il capitano prova a saltare il portiere, ancora Piai, salta un po' allargata, prova comunque a mettere il pallone in porta ed è c'è Vanessa Stefanello, la sua parabola, il colpo di testa rete. Calcio d'angolo battuto da Vanessa Stefanello. Sta in campionato, se non potrà forse raggiungere ora il Terra prova comunque ancora a costruire con la pallone di Ponte per Piai, bravissima, la bandierina che in campo un altro pallone difficilissimo, cross con la destra, di rigore per Ponte che prova la battuta, pallone che esce di un niente e sfiora anche il 3-0, praticamente al 48, al 44 e 59 e non c'è neanche recupero perché l'arbitro al 90esimo vanno tutti insieme a Parma di Castelnuovo, salutano la serie di 2014.